Io non ci sto, stop alla violenza di genere, inchiostro rosso su lenzuolo bianco e la scritta che alcuni studenti di classe quarta e quinta hanno voluto appendere all'esterno del liceo Jacopo da Ponte di Bassano. La fissione è stata autorizzata dal dirigente scolastico professor Mario Tedesco. Nelle altre scuole del centro studi bassanese, che accoglie ogni giorno migliaia di studenti, l'argomento è ovviamente sulla bocca di tutti e la collocazione davanti all'ingresso nella frequentatissima via Tommaso d'Aquino non può aver lasciato indifferenti tutti coloro che in queste ore vi sono passati davanti. La reazione dei giovani con questo striscione è già un primo importante segnale che il grave errore che è stato commesso si possa correggere e che il clamore mediatico esploso in questi giorni non nasconda il tanto di buono che nei giovani c'è e può crescere anche grazie all'esempio e all'aiuto degli adulti e dell'intera società. Il sondaggio shock partito in una chat di classe di una delle scuole superiori bassanesi una decina di giorni fa era stato cancellato in breve tempo. La notizia, rimasta per diversi giorni nell'ambito dell'informazione locale, ha poi assunto tutt'altra dimensione una volta arrivata sui tavoli delle redazioni nazionali di quotidiani e telegiornali. La gravità di quanto accaduto però non cambia, anche se la cassa di risonanza ha avuto il suo ruolo. Questa dichiarazione rosso su bianco è già un secondo segno di risposta dei giovani, dopo la lettera di alcuni studenti da noi divulgata nei giorni scorsi, in cui si chiedeva una presa di posizione delle istituzioni scolastiche.